La moglie è sempre a fianco alla bara. Rosina ha accompagnato Libero nel suo ultimo viaggio. Il saluto commosso a Ennio Libero Bendini, il 90enne di Piacenza d'Adige. Dal 2016 era in carrozzina dopo essere stato rapinato da una banda di malviventi che lo avevano picchiato selvaggiamente lui e la moglie per rubare 300 euro in contanti e qualche gioiello. Non se l'è mai dimenticata e mai l'ha mandata giù. Non voleva morire per vendicarsi. Mi è arrivata tutto un colpo così. Ce l'aveva perché a noi non ci ha dato nessun sostegno, nessuno, e loro là hanno tutto quello che vogliono, pallone, televisione, e invece noi non ci ha aiutato nessuno. I funerali nella chiesa di Piacenza d'Adige, il piccolo paesino della Bassa Padovana, dove i due coniugi hanno sempre vissuto. Da qui, dopo l'agguato dei banditi, hanno deciso di battersi a sostegno delle vittime di rapina e infatti gli amici Franco Birolo, Graziano Stacchio e la moglie di Walter Onichini hanno deciso di rendere omaggio a Libero. Ma una coppia da cui prendere esempio proprio, perché sempre disponibili e malgrado l'età e gli acciacchi fisici erano presenti e spesso si sono prodigati per gli altri, e questo non deve essere da esempio, appunto. Di recente ho sempre visto la sofferenza di queste persone, non sono mai riusciti a scacciare quegli incubi, quei diavoli che praticamente li tormentavano. Io l'ho visto da quando ha subito, che aveva tutte quelle tumefazioni in volto e non si è mai ripreso. Adesso almeno avrà trovato la pace. Dal pulpito il parroco ha ricordato il grande senso di comunità di Libero, che ha sempre chiesto giustizia non solo per la sua vicenda ma per tutti quelli che come lui avevano subito rapine ed aggressioni. Ecco, mi ha molto colpito questo venire insieme, ecco, quasi piccola comunità. Ecco, è un bel messaggio che ho ricevuto e che oggi, ecco, come dire, in qualche maniera faccio rimbalzare, ecco, come invito a me stesso e a tutti noi, ecco, il sentirci sempre vicini, uniti nelle difficoltà. Era sempre in prima fila nei cortei per la legittima difesa, seduto nella sua carrozzina con le forze che venivano meno, ma sempre partecipe con la sua Rosina.